I vantaggi della NoATAC sono costituiti soprattutto dal fatto di avere un foro più grande che può accogliere pazienti obesi. Ha dei software di ricostruzione che eliminano gli artefatti dovuti alle protesi metalliche del paziente e quindi rendono visibile l'anatomia su cui costruire il piano di cura, e poi perché è una macchina che può ricostruire delle TAC offline, cioè a posteriori, può legarsi al ritmo respiratorio, cioè acquisire un attacco in ispirazione e un attacco in espirazione. Si tratta di una tecnologia unica in tutto il panorama regionale, una capacità di risposta ancora più puntuale e ancora più ampia rispetto ai bisogni che hanno i marchigiani. Questo reparto, che ha una lunga storia, così si rinnova e si conferma ancora il ruolo di eccellenza di Torrette nel riuscire a rappresentare quel punto dove convogliare tutte quelle iniziative che riguardano l'intera comunità regionale.